200 metri dal campeggio. Adesso entriamo. Ok, abbiamo dormito qua intanto perché siamo arrivati prima. Brutte notizie del meteo, speriamo bene. Ha messo pioggia. No, è lenta. Vai col turbo! E quindi dove abbiamo abitato oggi? O anzi, dove abito a casa? Pian piano sto a sman. Dove abito oggi? Perché devo ancora da via, quindi sto abitando a casa in un parcheggio. Non so se è gratuito o a pagamento. Secondo me è gratuito perché non abbiamo pagato, quindi è gratuito. Cioè se pagavi era a pagamento, hai capito? E di là c'è il mare. Credo che tipo d'estate ci sia il disastro. Cioè anche adesso è estate, però cos'è il 2 settembre, 3 settembre, 4 settembre, una roba del genere. No ragazzi, l'unica cosa che mi preoccupa è il meteo, hai capito? Cioè è stato tutto bello come sempre, però stare in un campeggio al mare, hai capito, con tanto di piscina e tutto quanto, con la pioggia non è proprio il massimo. Per carità, va bene, non è che ci buttiamo giù, però ma qua nessuno vuole andare nel campeggio, fanno finta di non sentirmi. Una cosa, andiamo nel campeggio, tutti quanti vorrebbero andare nel campeggio, invece noi qua facciamo finta di dormire. È il campeggio, Alessia, il campeggio, dai, campeggio. Sì. Andiamo nel campeggio, quei mutandoni della nonna che era. No, piccola osservazione da parte di Alessia, no? E ci siamo addormentati con la musica tunzo tunzo da festa e discoteca, era l'una. Almeno qua si divertono, da noi alle 11 un minuto sta là a far baruffa, a toglierti la vita perché hai fatto un rumore, ma vivete un po', no? Un'altra cosa che denota Alessia, ha detto ma è strano che abbiamo dormito e nessuno è venuto a rompere i coglioni. Che bello, siamo tipo nel wild, perché il campeggio che abbiamo scelto è tipo su una specie di brussa, no? Dove c'è tutto il bosco e dopo c'è la spiaggia. Tra 500 l'interno, l'ingresso promette bene. Sì, deve essere un campeggio di quelli grandi. Tanto, cioè, abbiamo sempre pagato cos'è? 27 euro in 3, tutto incluso, con corrente, piscine, tutto quanto. Spruzzo d'acqua, zio Billy. Ti dirò, all'inizio non mi ha dato per nulla una bella impressione, perché per quanto ti possa sembrare strano, io adoro la Puglia, i pugliesi e tutto quanto, massimo rispetto su tutto, però sono venuto qua quasi solo esclusivamente, qua intendo nel mare della Puglia, per andare col mio materassino gonfiabile in acqua, ok? Cioè quello era il mio obiettivo principale. Se io gli chiedo la navetta può portare il materassino in spiaggia e non ti rispondono, capirai che là mi cascano un po' le scatole. Mi cascano più che altro per il fatto che quando si parlava di pagamenti sempre pronti a rispondere e dopo hai capito, gli chiedi il materassino e non ti arriva risposta, e per me era più importante il materassino del pagamento, hai capito? Che bello il coso. Oh ragazzi, vorrei far notare che sono le 8 di mattina, cioè mi sono alzato alle 6 e qualcosa, cioè sono troppo mattutino, troppo giusto. Cosa vuole questa? Digli che sono fidanzato, Ale. Diglielo. Sì, ma vorrà il check-in, vedi che c'è sulla testa lo stemma dell'albergo, del campeggio. Buondì, ciao! Sì? Sì, Yuri Bertoldero. Mascherine. Bel vedere, ci deve essere un panorama qua. Che forte sto igloo. Sì, tac, perché non gli pinciamo il pullman a destra, che gli specchietti sono anche alti, vedi? Devo vedere se riesco. Per me questo era un po' troppo verso il camper, vedi poco esterno, per me, No, per la mia altezza forse. Va bene, devo vedere se riesco più giù. È enorme questo campeggio. Sì, anche il piccione. Attenzione ai pedoni. Insomma in Italia siamo solo noi praticamente, come diceva Vasco. Cioè sì, che quella volta ha dato anche lui il campeggio e là è nata la canzone. Giacomo, andiamo a scaricare i cacconi che a te piace tantissimo.
spero non ci siano sti parcheggi qua di merda e ci mettano con gli altri, anche perché non c'è nessuno. Se ci mettono qua è veramente grave. Italia, li sputaniamo a 1000. Tu avevi chiesto una bella vista. Guarda pulmini Italia, per quello ci hanno mandato qua, ci sono tutti i pulmini, ho detto. Wow, bellissima sta roba però, che entri da una parte e esci dall'altra. Voto 10. Ale, mi guardi se miro... Sì. Sono sempre... Vedi Italia, è la mia... Sì, sai che non c'entro mai il buco, Gioia. È la mia... Telecamera mobile. Esatto, telecamera mobile. Quindi c'è chi ce l'ha wifi, chi qua, chi là. Io quella con le tette. Guarda anche i lavavetri al semaforo qua, no? Al carico e scarico abbiamo il lavavetri. Vai, vai, lava amico! Che 5 euro, lava e basta! Però non lasciare queste che dopo si seccano e non ci vediamo un cacchio. Tira via ste righe qua. Tira via tutto. Parti da qua. Parti da qua. Dammi che faccio io i vetri, va. Da come la tua mamma mi maltratta. Mio anziano che si alza alle 6 e non ha le galline da andare a guardare. Colpa tua? Se non mi prendi le galline. Colpa di Fritz che non ha preso le galline. No, poteva dormire un po' di più, non rompere le balle stamattina alle 6, poi a cane. Boia cane. Guardiamo la mamma. Wow! Come pulisce! Pulisce, Hai visto come pulisce la mamma? pulisce. Una mamma pulitrice, Perché la mamma gli piace pulire. Come della carta? Ah, un Scottex. Guarda Api, Giacomo! Che figata, ma quanto fortunato sei! Te che era anche là, te che sei appassionato di api. Mamma mia, tutta belle fortuna. Sai, tipo io sono appassionato di orsetti lavatori, non ce n'è neanche uno. Te di api è pieno. Che forte, hai visto ragazzo? Ti accompagnano con i monopattini elettrici. Hai visto Giacomo? Con il monopattino elettrico, se sapevo portiamo anche il nostro, facevamo le garette. Produttori di monopattini elettrici, Giacomo ha detto che quello è più grande e più veloce del nostro, quindi insomma ci servirebbe un monopattino da gara. Ma che bello il Mercedes, quello che va tanto di moda con la canna sopra proprio, è uguale ai tedeschi. Sì, Fa anche i brassoli. Qua vado un po' fuori, ma non solo io, vedi che tutti hanno preso la curva che vanno fuori. L'ho fatta apposta Italia, noi che non so come parcheggiare, così ti sei visto il Mercedes, no? Guarda che bello, il signore qua. molto bello, non lo pensiamo. Eccoci, buondì. Perfetto, lì di muso mi sembra bello. Sì. Ah no, ci mettiamo proprio qua a vista albero. Numero 1. Grazie sai, mille, buona buon giornata. lavoro. A dopo. Italia, guarda che scelgo il giardino, aspetta che non gli pincio l'albero. Sì, sarà un po', secondo me, un pochino di imprecazioni per uscire, ma neanche tanto. No. Guarda, che bello, qua. Un po' più avanti se no abbiamo... Occhio che è un Sì, l'ho ferretto, visto. Tac, ti va bene? Noi ce ne frega un cazzo che sia panoramico, perché abbiamo la navetta ogni 15 minuti che ci porta al mare, hai capito? Vedi ragazzo, siccome io vivo tutto l'anno in Libera, quando vado in diciamo campeggio, comunque quando sono in vacanza ho bisogno della comodità, ok? Quindi certo che è apprezzabile, cioè guarda, tac, qua dietro c'è i bagni e le docce, sono a 20 metri, fantastica sta roba. Che carini, ci hanno messo anche la cartolina personalizzata. No, comunque direi, a parte il discorso del materassino, sempre per il momento, perché te sa che Singano cambia idea del continuo, considerando che c'è anche il grill che non utilizzeremo ma comunque c'è, io do 10. Guarda che spiagge qua, anche a Otranto. Certo ha funzionato un po' come il discorso del ristorante, abbiamo mangiato benissimo, abbiamo pagato 25 euro in 3, poi la Alessia e Giacomo ha lasciato lì la frittura, l'ho mangiata tutta io, però ti dirò, bene. Però il fatto delle cozze con quella cosa lì a me ha fatto veramente girare, quindi da magari un 10 che si beccava, no, per rapporto qualità-prezzo eccetera eccetera, si prende un 0. Scusate che dalla regia mi correggono. Si prende 1-0, no? Un 0. Fai per risparmiare. Sì, infatti sto facendo un po' di casino, no? C'è Giacomo che corre per tutto il campeggio perché ha l'ape che lo rincorre, avrà già fatto 4 km paretto. Una cosa che volevo aggiungere, un po' Giacomo con le api, l'ape Maia, dai, fai amicizia.
con la pemaia. No, una cosa bella, ok, secondo me importante quando scegli i campeggi, sono quei campeggi che ti fanno scegliere il posto, magari questo avviene fuori stagione, hai capito? Perché effettivamente può essere come i ristoranti. Una volta sono andato un cinese e mi ha messo davanti alla porta del bagno, cioè, hai capito? Mi sono alzato e gli ho detto, ascolta, o mi cambi posto o vado anche via, ok? Però non tutti magari hanno... Vieni amore. Diciamo la voglia di dire o mi cambi posto o vado via, e si accontentano e si rovinano la vacanza. La prossima Quindi volta in vacanza al centro a Milano, te. apprezziamo invece queste situazioni dove tu scegli dove metterti, come quella volta nel campeggio a Plitvice in Croazia. Ecco, ora sta piovigginando, porca miseria. Avevo appena finito di fare il mio quarto o quinto aperitivo, era ora di tirar giù le bici e andare a fare il giro di circospezione, ricognizione, che roba là. E invece com'è il meteo, Giacomo? Ah, Fresco e bello. è fresco e bello il meteo, che belle previsioni. Fai la danza del sole. Ma io te l'avevo detto l'altro giorno che Vero? stavi facendo la danza della pioggia, è colpa tua, vedi? È grande, sai perché è grande? Perché è un campeggio, i campeggi sono grandi. Oddio no, sul serio? Qua fanno i massaggi, io voglio il massaggio romantico, quello che dopo ti strizzano l'occhiolino, gli paghi la giunta di 5 euro quel che è e vai via felice. Di massaggio romantico, quello che aggiungi 5 euro. Guarda, guarda che bel cane, ciao cane, cosa hai visto cane? C'è niente. Eppure lui ha detto no, io ho visto qualcosa. Cane, cane obeso, ti accarezziamo, sono io. Ciao, ciao cane obeso, ciao. Scusa, sì, ha fatto un pipino. Arriviamo al punto di partenza. Potete arrivare, voi non avete l'auto? Siamo in camper. Allora, questo è il compressorino a 12 volt che era presente nel video, accessori per camper a 12 volt. Devo dire, funziona egregiamente bene, è stragonfio il mojito, la parte centrale. Certo, bisogna sapere utilizzare le valvole, ma le valvole del materassino. Io lo utilizzavo sempre per le sospensioni ad aria, però devo dire che anche per i materassini è eccezionale. Tempo per gonfiarti un materassino di quelli tra virgolette grandi tipo il mojito, seppur sia comunque sempre una piazza, 10 minuti abbondanti, però in più di 10 minuti non fai niente, hai capito? Quindi ci sta. Sei nel tuo letto rom? Ah, che abbiamo abusivamente occupato questo spazio. Guarda Italia, comunque Italia, ti insegno una roba, come rosa ciama, mujer ciama, dice sempre zi padrona, zi io vale dudo, tu dire io vale, e dopo lei si sente realizzata, capisci? Cioè, colmi quella sua sete di potere, ok? Perché se tu non la, esatto, se tu non la disseti, poi sfoga su di te tutta la rabbia. È bello qua, guarda. Ti ho chiamato per un valido motivo. No, là no, non mi piace, là è tutto città. Bello il nulla. C'è anche il faro là in mezzo, l'hai visto? In mezzo al nulla. Sì, no, ho visto una torre io, eccola là. È una casa, una masseria Ma col no, pezzo antico. quella Ah, in dopo, fondo. una torre Poi dove andavamo ancestrale. a fare l'aperitivo l'anno scorso. Guarda il faro là in mezzo al nulla. Sì, Quello non sta l'hai arrivando la visto? nostra navetta. Via! Bene. Che poi, navetta, è un furgonetta casomai. Buondì, buondì! Io lo incastro così e così. Guarda il mondo attraverso il blu, come essere in barca. L'unica cosa, non c'è il sole, però questo viene. Grazie mille! Guarda che figata di entrata, è tutto bello pulito, bello netto. Hai visto Giacomo? Un po' bellissimo, come diceva la ragazza, il mare è una tavola, però purtroppo in Italia oggi non ci abbiamo il sole e ci accontentiamo. Ma 8 sono lunghi, però la Alessia se mi aspetta per strada. Alla Italia io sono già qua che programmo tutto all'aperitivo dopo. Chissà perché punta della suina, non ci siamo neanche informati. Sai, io ho letto suina, ho visto che c'è l'acqua chiara, ho detto mi basta e mi avanza.